La realtà del lava life, soprattutto d'inverno, quando devi stendere dentro. Siamo state in lavanderia. Servono dei piatti? Questa deduco fosse la cantina. Ci sono i prezzi in lire. Vermentino Gallura 16.000 lire. Spaghetti, bottarga e pomodoro. Pennetta, la contadina, pasta e menù del 96. del 96. Vuole una camera, signorina? Sì. La reception. Cancello piscina. Ah, si vede da fuori che è grande. La macchina da scrivere? Beh, sono le più belle. Chissà cos'era questo. Questo secondo me era tipo una stanza dei dipendenti. Sì.
Una stanzetta dipendente, esatto. No, guarda, ce l'avevo anch'io questa. Sempre stanza. Mamma mia. Questo era un campo, un campetto. La piscina. Dai Gio, un salto dal trampolino. Questa per i grandi, questa per i piccoli. Questa è quella che va bene per me. Buongiorno. Buongiorno. Allora, come avrete visto, stamattina abbiamo fatto un po' di urbex, ossia a noi piace visitare i posti abbandonati e che so, cercare di scoprirne la storia che sono stati. Abbiamo visitato un hotel. Un hotel a 3 stelle, la Conchiglia. La Conchiglia. Non ci sono molte informazioni e le date dei documenti che ci sono all'interno sono del 97, bene o male, quindi non si sa né perché è stato abbandonato e magari devo cercare meglio, però naturalmente non sappiamo se a voi piace questa cosa, però insomma oggi... Magari se qualcuno c'è stato in passato. Esatto. Chissà. Anche perché oggi la giornata è un po' così, abbastanza nuvolosa e c'è il solito vento e oltretutto stiamo cercando delle zone di scarico qua a Santa Teresa ma non riusciamo a trovare niente, Tutto quindi chiuso. l'idea è di andare a Tempio e poi tornare qua. La vita dei full timers, Giorgia. Esatto, così. Fare molti chilometri. E quindi niente, adesso abbiamo un'altra idea che è di visitare un'altra cosa abbandonata, a parte che la Sardegna è piena di edifici, ristoranti, ospedali abbandonati, quindi non è detto che portiamo sempre tutto nel canale, comunque sono pezzi di storia che poi rimangono così. Dicevo, l'idea è di andare a visitare un'altra cosa abbandonata, Vediamo se riusciamo. forse, se riusciamo vi diciamo cos'è, perché Esatto. quindi nel caso a tra poco. Guarda fuori.
questo è ciò che ne rimane di una discoteca degli anni 90, che si presume si chiamasse Malibu Disco Estate. Malibu discoteca si chiamava così. Bella, Bella? bella fantasia. Vabbè, vedi, qua c'è Ah, guarda sopra il soffitto. forte. 7.000 lire. La notte del pirata. Malibu discoteca. Martedì 15. Mentre Giorgia litiga con i cavetti. Eccoci qua. Allora, anche la visita alla discoteca abbandonata l'abbiamo fatta. Quella ci ha portato un po' più di paura perché era abbandonata dagli anni 90, quindi insomma 30 Era un po' anni. più decadente. Sì, C'erano scritte strane. vabbè, le scritte strane è normale. Satana, insomma, quelli sono Vabbè, tu sarebbe i vandali. E anche per quello che poi le murano e le chiudono, perché comunque c'entrano i vandali e o spaccano quello che prima o poi spacca il tempo, e poi ci fanno le scritte, rubano. Va bene, abbiamo letto che c'erano dei vinili, però non li abbiamo trovati, quindi quelli qualcuno quelli- magari se li è fregati. Ce l'hai in casa. E va bene, con Adesso l'Urbex dopo- abbiamo finito. Sì, dai. oggi basta. Per oggi basta. Adesso abbiamo fatto un rapido pranzetto e andiamo a Tempio a scaricare nella nostra area di scarico. Tanto non si può fare E altrimenti. poi ritorneremo qua in zona. Sì, domani. Sperando che i campeggi prossimamente aprano, perché se no non è che possiamo fare sempre. Ma d'inverno si sa che è così qua. Qua, poi non so se è così ovunque, però in Sardegna è un po' più complicato d'inverno. E va bene, adesso ci mettiamo in marcia. Non prende? Tu? Poco. Allora, siamo alquanto a pezzi. Sì, perché per andare a Tempio comunque sono 100 km andata e Non ritorno. è tanto i 100 km. Le Sono curve, 100 no, chilometri vabbè. di curve. Aiuto. C'ho lo stomaco a posto delle orecchie. Sì, poi abbiamo praticamente. pranzato veramente veloce e poco, quindi io sto morendo di fame. E sono le 4:30 del pomeriggio, quindi basta, anzi le 5:15, la nostra giornata finisce qua. Sì. Stop. Adesso siamo nuovamente comunque a Santa Teresa di Gallura, giusto? No, Dove siamo? non lo so, nel nulla. Più vicini a Palau. Vicino Palau, nuovamente. Abbiamo trovato uno spiazzettino. Nuovamente perché? Perché? Ci siamo stati a Palau. Ah. Merenda meritata. Poi
Poi se te la preparano. Prima hai detto che non la volevi. Beh, ho capito, mi metti sto salame davanti agli occhi, sto profumino. Formaggio di capra. Formaggio di capra. Scusa. Vabbè, la preparo. Brava.